storia del santuario della Madonna dei Miracoli di Motta ebbe inizio il 9 marzo 1510, quando al devoto contadino Giovanni Cigana apparve una fanciulla su un campo seminato a frumento, più o meno sui 12 anni, vicino al capitello davanti al quale ogni giorno egli recitava 7 Pater e 7 Ave Maria. Si rivolse a Giovanni dicendo «Bon dì e bon anno». La sera prima, Cigana aveva ricevuto l'ordine di portare un carro di legname a Porto Buffolè. Tale lavoro non gli avrebbe permesso di lavorare i propri campi e di conseguenza avrebbe perso parte del raccolto. La fanciulla gli disse che non avrebbe dovuto preoccuparsi perché avrebbe presto incontrato qualcuno che si sarebbe offerto di aiutarlo. Ascoltate tali parole, Giovanni capì che di fronte a sé non aveva una semplice fanciulla, bensì la Madonna. A meno di un mese dall'apparizione arrivarono da Treviso i primi 4 frati, in seguito venne aperto il convento e successivamente completata la chiesa, che divenne presto un importante centro religioso. Nell'edicola davanti alla quale Cigana si fermava a pregare, tuttora esistente, è raffigurata una Madonna con bambino risalente al XVIII secolo. Entrando in chiesa si nota subito il grande altare maggiore costituito da un'ancona del XVI secolo. L'opera è un incrocio di diversi stili artistici e al centro si trova una griglia rettangolare di bronzo delimitata da una cornice floreale che fungeva da tabernacolo, come confermato dall'iscrizione Sacrum Christi Corpus. Uno degli ambienti più significativi per i pellegrini è la cripta dell'apparizione, luogo di preghiera e raccoglimento, all'interno della quale si trova la statua della Madonna in trono, intenta a stringere il bambino adagiato sulle ginocchia. L'icona della Madonna del Latte rappresenta la Vergine che allatta il bambino Gesù, tenendolo tra le braccia. Tra le numerose opere contenute all'interno del santuario ricordiamo la pala della Madonna con bambino tra i santi Nicolò e Pietro, comunemente chiamata pala dei Mottensi, in memoria del fatto che l'altare su cui si è posto il quadro si trova sul terreno dal quale iniziò l'edificazione della basilica.